Può capitare che ti senti di crollare, ma un nuovo giorno ti farà dimenticare quello che vuoi, conquisterai. Non ho mollato, ho fatto tutto con amore, non ho ascoltato chi diceva lascia stare, avevo voglia di cambiare e di arrivare, anche se non è stato facile salire, dentro di me dicevo ce la posso fare, senza mai arrendere, sembra più fragile. Non ho mollato tutte quelle delusioni, a quelle porte in faccia senza spiegazioni, ho sempre detto non mi fermerà nessuno, un giorno mi dovrà pur credere qualcuno, adesso vivo quel momento che sognavo, tutto è passato, ho costruito il mio futuro, è la mia verità, la mia verità, la mia verità. Grazie. Ma senti un po', Max, perché no, a parte che sono crollato per terra, sono svenuto dalle risate tue, no? Grazie. Però senti, ci vuoi raccontare un po' questa carriera? Com'è nata questa tua passione da cabarettista? Ma guarda, ho consolidato un'idea molto forte, che non siamo noi alle volte a scegliere questo mestiere, ma è il mestiere che ci sceglie, anche perché abbiamo questo trasporto sin da piccoli. Quindi ho fatto il teatro amatoriale, poi ho iniziato nei villaggi turistici, le navi da crociera ancora prima, e poi mi sono imbattuto insomma nelle cose un po' più serie, con spot televisivi, scuole di recitazione a Milano, che mi piace citare anche il Centro Teatro Attivo di Nicoletta Ramorino, che saluto tanto, una grande artista che ha lavorato con e per Strehler. Dopodiché è arrivata la volta di avere a che fare con un pubblico vero, quindi passando per tutti gli eventi live almeno per 6 anni di RTL 102.5, ho avuto l'onore anche di presentare Duran Duran in giro per tutta l'Italia con il loro Red Carpet Massacre Tour, è stata un'emozione fortissima, e poi nel frattempo scrivevo il progetto Manero, che mi ha come diciamo noi in gergo svoltato, mi ha fatto svoltare un po' la vita, facendo prima canali Sky, poi NTV, poi arrivare a Zelig, poi a Colorado, e poi insomma l'ultimo lavoro, non per ultimo, un bel film con Lino Banfi, Ron Moss, girato in quel di Fasano in Puglia, si chiama Viaggio a sorpresa, è su tutte le piattaforme, andatevela a guardare perché è una commedia comico-romantica molto molto carina. E poi scherzi a parte, insomma, ho fatto un po'. Lo so che hai fatto gli scherzi a parte, perché c'ero anch'io, non ti... Mamma mia, cosa hai combinato? Ma no, perché anzi un grande ritorno di Ron Moss, perché Ron Moss, e tutti se lo ricorderanno, le nostre signore andavano pazze, Beautiful, no? Ron Moss, ma adesso è anche cantante. È cantante da un pezzo, lui canta da sempre, ed è, mi piace dirlo in questa occasione, ho conosciuto Ron e posso asserire che è campione mondiale, cintura nera di umiltà, una persona umilissima, attaccata al suo mestiere, una persona fantastica, nulla a togliere a tutti gli altri artisti di fama anche internazionale, con la quale ho avuto il piacere di lavorare, ma Ron è veramente una persona eccezionale. E poi il grande colosso, il nonno d'Italia, il grande Lino, colosso Lino, di Lino. Ciao Lino, ci vediamo prestissimo, perché
Dio sa se sarà ospite alla finale. Auguriamocelo. Max, io ti aspetterò alla finale di Fotomodelli dell'anno, questo ti invito io come patron e quindi voglio che tu sarai il nostro ospite. Prossimamente cosa prepari? Tournée estive? Fai qualcosa? Allora, tournée estive sì, sono in tour adesso, sto facendo diverse, se il tempo lo permette avrò il piacere di emanare colonne, voci e quant'altro in giro per le piazze d'Italia, sempre con altre radio, e poi insomma sto preparando gli spettacoli nuovi e ci sono anche in cantiere tante belle novità televisive, quindi non ne parlo per scaramanzia, ma insomma ci vediamo presto nelle vostre case. Senti, presentiamo un amico perché so che è anche tuo amico. Volentieri. Lo vuoi presentare tu? Un grande artista, un grande amico, perché abbiamo un gemellaggio con lui, un grande cantante di un cuore d'oro, perché io conosco tutti i suoi ragazzi, parecchi ospiti che sono questa sera sono anche suoi, perché come diciamo sempre noi siamo una famiglia, anche lui ha questi giovani la sua famiglia. Vuoi presentarlo tu? Roberto De Marco! My old friend, I come to talk you again, because the visas offer here crept in. Let us see why I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. A restless dream, I walk alone, narrow street and cobblestone, in the halo of a ghastly lamp. I turned my collar to the calling down. When my eye was stabbed by the flash of a neon light, this lit the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing signs.
bravissimo Roberto, grazie Roberto De Marco, come sempre un amico che ormai, l'ho detto prima, ci segue, abbiamo anche noi questo gemellaggio. Grazie Venere, grazie al microfono, perché adesso devo presentare un amico che è venuto a trovarci e lo invito qua sullo sgabello, un regista e anche ideatore, perché oltre che ha scritto questa storia, questo film, che ce lo racconta lui, vieni Max Nascente. Ciao Max. Buonasera a tutti. Allora, Max, racconta, noi ci conosciamo da molti anni, raccontaci un attimino questa storia di questo, anche tu, noi abbiamo parlato prima horror, ma tu fantastico, Sì, fantascienza. Horror. Allora, dopo il successo di V-Cyborg, che è andato in tutte le sale cinematografiche, mi sono dato ad una nuova scommessa, questo film horror, dopo 40 anni che Dario Argento insieme a George Romero aveva fatto Zombie, e quindi ho iniziato questo film nuovo che si chiama Gladiator Z, ok? Gladiatori che vengono dal futuro che uccidono gli zombie. Tra l'altro qui abbiamo un attore principale, Curzio Ramma, quale invitiamo, vuoi chiamarlo tu? che fa la parte del gladiatore, quindi questo è un genere nuovo. Vieni qua, mettiti qua dietro di noi, qua vicino al tuo regista. Perché in Italia vengono fatte soprattutto commedie, quindi affrontare questo tipo di genere è una scommessa, che però vedo che piace, perché a giovani questo tipo di film piace. Tra l'altro sono stato un mese fa ospite a Vespertile Awards a Roma, insieme prima fila con Pupi Avati, quindi penso che sono riuscito a arrivare insomma abbastanza in alto. Ora passo la parola Parli di a Pupi Curzio. Avati, che ha fatto film fantastici. Tra l'altro lui è partito con i film horror, ok? Certo, tu forse non te lo ricordi, ma io me lo ricordo. Sì. Tutti defunti tranne i morti. Bravo. Ecco, questo è stato il suo primo film, cioè ne aveva fatti altri, però questo è stato il primo. Poi ha fatto La casa dalle finestre che ridono. Bravo, sì. E poi Zeder, che è sempre sugli zombie, e quindi grande regista, che lo scriveva le storie. Io farei un grosso applauso a Maurizio Costanzo. Vero. Perché le aveva scritte lui. Ciao Pupi, spero di averti. È vero. Niente, passerei la parola a Curzio, che è il gladiatore dal Fai il futuro. gladiatore? Sì, buonasera a tutti, ringrazio di averci chiamato. Sì, gladiatore, devo ammazzare abbastanza zombie in questo film, c'ho questo compito un po' violento ma divertente. Io so che uno dei tuoi zombie è Vittorio. Bravo. Quindi ciao Vittorio Adelfi. Ciao, sì, Vittorio. fatelo fuori, va, così Sì, ce lo farà una eliminiamo. brutta fine anche lui. Sì. Ciao Vittorio, ciao. Ciao Vittorio. Allora, ma come ti è nata te la passione? Perché tu nasci cantante e poi Sì, hai esatto. deciso di fare l'attore. Esatto. Infatti noi ci trovammo a Sanremo. No, qualche ci siamo anno trovati fa, a sì, Sanremo. sì. No, niente, è stato un coinvolgimento prima di tutto da parte di Max, poi io già da piccolo stavo nei teatri, quindi avevo questa passione di teatro e musical. Poi con l'occasione, diciamo con Max, si è trasformata in qualcosa di più grande, ecco. Bene. Allora, vediamo questo trailer, ok? Vieni pure qua, vicino qua, vediamo il trailer. Non passare mai davanti, mettiti qua, caro, mai davanti. Non è abituato ancora dalle telecamere. Allora, vediamo dalla regia, mandiamo il trailer, grazie. Entra qui con me. No, preferisco diventare zombie piuttosto che uccidere mia figlia. Salve, dottoressa Jennifer. Che cosa state facendo? Buongiorno, colonnello Trump.
che scene forti, Complimenti Max, complimenti. Allora non vedo l'ora di vedere questo film al cinema. A ottobre nei cinema. Allora a ottobre organizzeremo un grande evento, speriamo e poi ti aspetterò a novembre, così sai quanti zombie troverai per le strade. Ok, va bene Max. Grazie a tutti. Viva il cinema italiano e il cinema indipendente. Ecco, bravo, perché sponsorizziamo bene il cinema italiano. Però devo dire che va forte, va bene, ringrazio questi giovani cineasti come Max Nascente, come la nostra Andrea, la sceneggiatrice, che scriverà delle bellissime storie, perché grazie a loro, viva la gioventù, scrivete, imparate il mestiere, anche lo dico a molti giovani che sono qua, di imparare anche il mestiere di fare i registi, sceneggiatori, e speriamo anche produttori, perché servono anche i produttori, però so che le piattaforme danno una forte mano anche per produrre questi bellissimi film. Va bene, grazie Max. Grazie. Rimani qua un secondo, perché grazie anche a Curzio, nostro amico. Allora, doveva venire un'amica, una cantante, però è impegnata, anche lei è in giro, che fa le tournée. È una cara amica, l'avevo già avuta ospite l'anno scorso alla finale di Fotomodelli dell'anno, quest'anno l'ho rivoluta qua questa sera, però non poteva venire, e vediamo il suo ultimo lavoro. Lei è piemontese, è di Crescentino. Pensa che ha aperto il concerto di Rocco Hunt a dicembre 2023 e ha anche aperto recentemente il concerto a Crescentino, perché era lì Donatella Rettore, e quindi sta presentando il primo album, il suo singolo Oltre, guarda caso Oltre, come il titolo della nostra amica Andrea, e sta presentando il terzo singolo Disco Bang Bang. Però ci ha voluto regalare questo bellissimo video, Vera e Pura, Alice Ulla. Ho rivisto il mio mondo e toccato il fondo. Ora lascio un ricordo che non sa di me. Una faccia isolata come un'alba salata, e rimane un sogno irraggiungibile. La mia aria da ribelle mi fa stare sulle stelle, ed un passo dopo l'altro creerò cielo cobalto. Un secondo, già ti sento di giorno, il sound che mi fa risvegliare. La mia musica è spedita come una rosa appassita, ma resta sempre il meglio di me. E ti leggo sulla pelle, tatuato nella mente, il mio ritmo è già caliente per un party differente. Vera e pura.
Eccoci qua, caro Jacques, è arrivato il momento. Siamo arrivati al momento di scoprire quello che ha detto la nostra giuria. Esatto, la giuria di questa sera. Sento sottofondo la sigla di Fotomodelli dell'anno, che io ringrazio Riccardo Lasero. Un applauso a Riccardo Lasero perché ha realizzato la sigla di Fotomodelli dell'anno. Allora, iniziamo con i David, con i ragazzi, ok? Allora, man mano che noi annunciamo faranno un passo avanti, il giurato consegnerà la fascia e poi ritorna al suo posto, ok? Bene, allora partiamo abbiamo la nostra amica Venere, sarà lei a premiare perché c'è stato questo pari merito. Allora, la fascia, se la giudica, la prima fascia Venere Luna Spettacoli 2024, speciale Canale Italia, va a Justin Bosetti. Vai pure avanti, cara. È alto 2 metri. E facciamo un applauso al nostro primo campione di questa sera. Va bene, cara, se no stai lì vicino che devo fare la foto, goditi là, abbiamo il nostro fotografo ufficiale. Allora, abbiamo premiato il primo della Luna Spettacoli, erano a pari merito, il secondo la premia Dorina, vieni Dorina, a premiare per la Luna Spettacoli va a Mirko Oddonetto, eccolo qua. Al centropista, raga, centropista. Sono emozionati, sono ragazzi. Voglio da scappare. No, scusi. Signorina, lei sa mettere la fascia, vuole un aiuto? No, chiedo. È andata in confusione. Paolo, pensaci tu. Scusa. Il bello della diretta. No, è lì contrario. Allora, Dorina, tuo marito ti ammazzerà. È così. Zac, prego. La signora non ha capito più niente. Oh, ha visto la bellezza. Là. Allora andiamo con ecco il premio della fascia Canale Italia, che sarà Claudio P. Vieni Claudio, e annuncio se la giudica questa fascia Fotomodelli dell'anno by Paolo Formiglia David Canale Italia, va a Angelo Spano. Ok, vediamo il nostro attore, uomini e donne, che fa? Ecco, bravo. Fai la foto di rito, bravo. Bene, grazie Angelo. Allora, per la fascia cinema premia Stella, la nostra Mina, eccola qua. Ecco. Hai vinto te? Ah, brava. Allora, consegna la fascia a Andrea Amato. Voto per il cinema, esatto. Eccolo lì. Sì. Vediamo bene la fascia, foto di rito. Grazie a te, grazie Stella. Poi andiamo alla fotogenia. Premiare sarà Alessandro. Vieni Alessandro. Eccolo qua Alessandro. E premia per la fotogenia Francesco Priore. Eccolo qua. Diciamo già che sono tutti belli, tutti allora, belli. C'era perché l'imbarazzo della scelta, sono onestamente 20. Stasera, ma meritavano tutti, complimenti, siete belli, però vi aspetto alla finale, abbiamo altre selezioni. Ecco, questo è un messaggio molto importante, perché questa sera noi abbiamo scelto... È uno speciale, è uno speciale, abbiamo scelto quelli più interessanti per realizzare questa bellissima serata di moda, spettacolo, talento, ma naturalmente il clou di fotomodelli dell'anno sarà proprio la finale a Borgaro a novembre. Allora proseguiamo con la fascia eleganza, sarà Andrea, vieni Andrea, e premierà la fascia eleganza
Lorenzo Quattrocchi. Posto? Ci avevano preso gusto. Sì, infatti. Va bene, adesso c'è la fascia David, la bellezza, number one, sarà Joss a premiare il nostro presidente di giuria. Allora, vediamo un po' i nostri talenti, mannaggia, uno più bello dell'altro, vabbè, chi lo sa. Allora, vince questa serata qui speciale Canale Italia Simone Lucchese. Se la giudica lui. Così la giuria ha deciso. Va bene, grazie Simone. Allora, adesso è il momento delle donne, le nostre Venere. Quindi vediamo un po' chi l'hanno giudicate le nostre fasce. Allora, abbiamo la fascia Luna Spettacoli, che premia sempre Joss, eccolo qua. Che ringraziamo di essere stato con noi. Seguite le sue previsioni su RTL 102.5 e i suoi bellissimi articoli su Novella 2000. Grazie di essere stato con noi. Vuoi dirlo tu, va? Dillo un po'. E allora Joss premia Jovelin San Luis. Okay. Un applauso, emozionata, che carina. E allora adesso premiamo la fascia Venere Canale Italia e il nostro maestro Gigi Nardini, eccolo qua. Vai lì! No, ecco, bravo, coprimi, va. E se la giudica Sabrina Mugnai. Vai. Eccola qua la fascia, pure il bacio di Canale Italia. Maestro, prego, la fascia adesso è giù. Grazie maestro, prego. Grazie, alla prossima. Sì. La foto, maestro. La foto. Ma guarda che tremendo, Senti, ma t'ha pagato Antonio Ricci? Ho capito, va bene. Allora, adesso abbiamo la fascia cinema, che è il nostro Guido Manero, che deve premiare la fascia cinema. Venere, ciao Guido, mettiti qua. Allora, se la giudica Jasmine Peralta. Era veramente difficile decidere stasera. Sì, molto difficile. Allora, andiamo avanti per la fotogenia. Alessandro. Allora, lo vuoi dire te? Vai, dillo a te. Vinci. Se la porta a casa? Sì. Lei? Yeah. Allora, si aggiudica questa fascia, premia Alessandro Melissa La Pietra. Eccola. Bravo. Che carini. Fanno una bella coppia. Esatto. Perfetto. Allora, adesso è il momento della fascia eleganza, lo premia dell'associazione, il nostro amico Giuseppe Lorusso. Venga qua. Associazione Luna Spettacoli Eventi. Allora, lui premia l'eleganza. Guarda che uomo, che elegante. Allora, sì, infatti vedo che tutto la Luna Spettacoli sempre vicino, sempre ai giovani.
Il ciuffo che l'ha spostato, se la giudica Sofia Garavello. Allora, a premiare la bellezza venere sarà Marco Rotelli. Ho detto il cognome giusto. Ciao Marco. Allora, e se la giudica la fascia fotomodelli dell'anno by Paolo Formia Venere, se la giudica Alessia Nobili. Eccola qua. Ma che belli, belle. Eccoli qua, che belli. Ringraziamo Marco Rotelli di essere stato con noi e averci regalato una bellissima canzone. Bene, allora dopo i modelli per fotomodelli dell'anno è il momento di premiare i talenti di Next Star. E allora il primo premio sarà il premio speciale della giuria, perché tutta la giuria riunita hanno deciso di dare un premio speciale della giuria. Sarà Marco Rotelli che rappresenta la giuria. Nostra Vena consegna il premio a Marco, che dovrà consegnare. Chi vince questo premio della giuria? Bedis Sassi. Bedi Sassi. Dov'è? Baby non Sassi. se l'aspettava. Prego. Allora, ma non abbiamo deciso noi, è deciso la giuria. Fate la foto di rito. Foto di rito. È emozionato, è andato in pallone totale, non se l'aspettava. Ok, accomodati pure lì. Allora, prendi il premio della critica, che è il nostro Alessandro a premiare il premio della critica, che è molto importante. Il premio della critica è molto importante perché la critica di tutto non è la critica che ha fatto male, però la critica, il mondo del giornalismo, però noi oggi la nostra giuria è una parte, sono anche dei giornalisti, hanno così decretato il premio che va a... no, prima consegna a Venere il premio ad Alessandro. Esatto, la nostra Venere di stasera. Brava Venere. Diciamo, vai. Yuri Kerensky. Yuri. Il fantasma dell'opera. Complimenti, vai a ritirare il tuo meritato premio della critica. Next Star. Che bravo. Rimani con noi sul palcoscenico, non andare via. No, ma lui è il fantasma, deve fantasma. Esatto. Va bene. E adesso premiamo il primo classificato. Nestar speciale Canale Italia, sarà Jos a premiare. Allora, sì. Jacques, siamo alla fine, siamo al momento. Io prima di premiare vorrei già fare adesso i saluti, tutti i ringraziamenti. Innanzitutto voglio ringraziare tutto lo staff di Canale Italia, alla regia Giuliano, ai cameraman, a tutti, alla redazione, alla direzione, alla presidenza di Canale Italia. Ringrazio i nostri giurati, tutta la giuria, grazie di cuore. Ringrazio tutti i modelli e le modelle, i talentuosi. Ringrazio Nadia, Walter. Venite qua, Nadia, Walter, Paolo. Accogliamo con un grosso applauso. Walter, Paolo, Nadia. Walter, Paolo e Nadia. Secondo me sono dati bene una grappa. Ah, eccoli, vieni, il nostro... Nadia, un meritato applauso. Walter, Paolo, beccatevi il centro anche voi. Grazie, perché loro è un perno averceli, perché trovare gente come loro. Un ringraziamento va a tutti gli ospiti, a tutti, un applauso a tutti gli ospiti, Marina Scelta, a tutti quanti. Ringrazio Daniele Morelli, la vetrina dei talenti, ringrazio la Luna Spettacoli, Giuseppe Lorusso, Sergio Selvaggio e Dorina. Ringrazio Andrea, grazie Guido Manero,
il mio caro amico Alessandro e Claudio Marco, l'abbiamo già detto. Un grosso applauso al mio amico caro Jacques Abella. Grazie. Ce l'abbiamo messa tutta. Ma adesso gli applausi devono andare al primo classificato. No, a me neanche nessuno ringrazia. Aspetta, non lo so, no, ma io allora, vado a casa stasera. Lo facevo dopo perché no, lo facciamo adesso. Sì, voglio prima. Allora, ringraziamo di cuore Paolo Formia per aver dato la possibilità a tutti di essere qua. Grazie. Grazie a voi, grazie a te Jacques, che abbiamo fatto questo bellissimo gemellaggio. E come diceva Scarpia, faremo tremare Roma, no? Come diceva il grande Scarpia in Tosca. E allora adesso è il momento di consegnare il premio a Jos, grazie a Jos. E è il momento di dire chi vince Next Star, ok? Sul talento Sul anche. talento. E allora... Tu lo sai? Io lo so. Ah, lo sai. Io non lo so perché allora, non c'ero. All'unanimità credo che la giuria abbia deciso di darlo a Simone Lucchese. Complimenti Simone. Mettiti pure lì al centro. Va bene, allora noi chiudiamo, diamo appuntamento Fotomodelli dell'anno a novembre, il 22, 23, 24 novembre. Next Star sicuramente sarà sempre abbinato anche con Fotomodelli dell'anno, avremo altri appuntamenti. Poi ci vedremo a Note di Natale, tributo Franco Battiato con la vetrina dei talenti, quindi con Daniele Morelli. Noi chiudiamo, ringraziamo tutti, però non vogliamo chiudere con un amico che non ha potuto essere qua questa sera con noi perché purtroppo ha avuto un piccolo incidente, si è fatto male al piede. Salutiamo. Lo salutiamo, facciamo un grosso applauso a Vincenzo Cataldo e vediamo questo video come titoli di coda di questo ultimo lavoro che ha fatto, dove c'ero pure io anche nel videoclip. Noi vi salutiamo qui dagli studi di Canale Italia e ci vediamo presto. Ciao, buone vacanze! Porto piezzo, facciamo sentire sti sceme. Ok, stai. Vai. Risciurinde popolare, prende vigole, pare mafia romana, senza niente una capa criminale. L'unica che capirà già ringrazia è solo mamma. Risciurinde popolare, arrapare il momo sto voce in 3000. Resto tutta ricce. Guarda tutto che l'infamità stanno che secca, rinda capa. Ora di me sono fiero perché ho partito da zero, senza un poco di dinero, io vedevo solo nero. Mi sono fatto un impero, ora navigo nell'oro. Sono orgoglioso davvero che sono stato un guerriero. Sono arrivato io sul, senza aiuti nessuno. Mo che sto nome mi è grande, me vanno bene te guarda. Ma solo per convenienza, non sono amici in infanzia. Soltanto l'indurione ci sa io vero bene. Rolex e incorporaggio, cinte firma della Gucci. Femmina male e poi ricci, cagnolino non abita. Quanto non lo saggio, ma se c'è quello che faccio. Voglio vivere così, come se fosse un riccio. Rinde popolare, rinde vigore, male mafia romana. Senza niente solo mamma, risciurinde popolare, arrapare il momo sto voce in 3000. Resto tutta ricce come Giorgio Armani, non mi scordo tutto che l'infamità stanno per secca, rinda capa. Mo che mi trattano buono, dice non sei un numero uno. Io sono la stessa persona e non mi vede nessuno. Guardo soltanto me stesso, voglio fare sempre progresso. Viaggio con jet privato e sono assai conosciuta. Trasin da tutti i locali, prima rimaneva fuori.
Ma non faccio manca la fila, ricino tu fatto giro. Perché me salute quando sanno che sono importante. Chiure me ne porta in faccia, ma tutta la pane in braccio. Popolare, prende il figo, le mani ma per la mano. Senza nemmeno capa criminale. L'unica che la vita già ringrazia è solo mamma. Risciurino è popolare, arrapa nel momo sto voce in 3000. Questo tutta ricce non è Giorgio Armano. Non mi sguardi tutto che è infamità. Stanno che secca, risciaga è popolare. Prende il figo, le mani ma per la mano. Senza nemmeno capa criminale. L'unica che la vita già ringrazia è solo mamma. Cresciurin è popolare, arrava nel momo sto voce in 3000. Questo tutta ricce non è Giorgio Armano. Non mi scordi tutto che è infamità. Stanno a secca, rinda capa. I piedi sono il secondo cuore del nostro corpo. Il brand Dash Care DCS